Da domenica prossima giocheremo sempre con una fascia al braccio bianca in segno di protesta. La squadra scenderà in campo con la fascia bianca in segno di protesta, sempre se ovviamente ci faranno scendere con la fascia bianca, e in attesa di questa lettera di scuse. Finché non arriverà la lettera di scuse noi giocheremo, segneremo, vinceremo, perché vinceremo tantissime partite, abbiamo una squadra che è fortissima, quindi ogni gol, ogni vittoria, a lì a ricordare ci avete trattato così, ma noi continueremo a vincere. Rete Veneta, al fianco dell'FC Bassano 1903, sposa la protesta annunciata dal presidente Fabio Campagnolo nel corso della serata di presentazione della squadra mercoledì scorso in centro storico a Bassano. Giocatori e tifosi porteranno la fascia bianca al braccio durante tutte le partite di campionato, un segnale di protesta appunto dopo il diniego espresso dalla FIGC alla richiesta dei giallorossi di disputare il campionato di promozione. Un'iniziativa, quella del Bassano, che trova il pieno appoggio anche della nostra emittente, che perciò ha deciso di mettere in sovraimpressione una fascia bianca che vedete in alto a destra nei vostri teleschermi, a dimostrazione della nostra vicinanza alla società. Intanto ieri i giallorossi di Mister Maino hanno portato a casa la seconda vittoria in Coppa Veneto, battendo il Bessica per 2-1, reti di Savio e di Capitan Frakesen su rigore. Buona anche la seconda, insomma l'importante era portare a casa vittoria e passaggio del turno, e il Bassano 1903 ci è riuscito, e c'è attesa anche per la prima di campionato. Domenica prossima i giallorossi saranno impegnati contro Tezze sul Brenta alle 15:30.